Buongiorno e benvenuti in un appuntamento con la nostra rassegna stampa. Martedì 7 aprile comincia una settimana corta, diciamo dopo le festività di Pasqua, la Pasquetta, ritornano in edicola i giornali, quindi insomma un racconto che cammina anche sulle 48 ore rispetto alle giornate di chiusura. Adesso vedremo come titolano i giornali. Ovviamente il racconto univoco da parte di quotidiani nazionali e regionali è sulla questione che riguarda il conflitto in Medio Oriente, le tensioni sempre più alte tra Stati Uniti, Israele e Iran, si allontana la tregua, continuano le minacce di Donald Trump al regime di Teheran che non sembra insomma indietreggiare rispetto alle cose dette e fatte negli ultimi giorni. Poi il racconto della missione spaziale Artemis che insomma sta raccontando e riportando sul nostro pianeta immagini inedite della Luna, bellissime, vi spiegheremo anche che cosa sta succedendo. Poi la questione della politica nazionale, insomma tutte le tensioni all'interno del governo Meloni. Oggi c'è anche sul Corriere della Sera un'intervista al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Allora cominciamo con la lettura dei giornali proprio dal Corriere della Sera, eccolo qua il titolo principale dedicato appunto al conflitto in Medio Oriente, Stati Uniti-Iran, trattativa e minacce perché insomma Donald Trump diciamo, continua a minacciare, oggi scade diciamo, la trattativa, o meglio l'ultimatum che ha dato il Presidente degli Stati Uniti sulla riapertura dello Stretto di Hormuz e poi il piano 45 giorni di tregua, ma scattano appunto i veti incrociati perché insomma l'Iran non accetta appunto questi punti messi sul tavolo dal governo americano. Scade l'ultimatum, vedete Trump lo sottolinea. Poi c'è stata la questione del pilota recuperato, il pilota del caccia F-15 appunto recuperato diciamo con una rocambolesca manovra, adesso cercheremo di raccontarlo, e poi il tema dei carburanti che sta ovviamente assillando tutto il mondo. In particolare ovviamente noi lo leggiamo da casa nostra, il nostro paese che sta facendo conti con una crisi diciamo che sembra riportarci davvero molto in là nel tempo. Vedete Crosetto, la crisi più dura, Hiroshima non ci ha insegnato nulla, il ministro, io spero che tutti si rendano conto di quello che stiamo vivendo, è una situazione che non ha precedenti nella storia, Hiroshima non ci ha insegnato nulla, il rischio di questo conflitto è la follia. All'opposizione dico che serve più maturità su Trump, il ministro Crosetto dice il presidente americano dovrebbe avere collaboratori più coraggiosi, un problema è che nessuno di loro sa contraddirlo e poi insomma anche una questione di politica interna, non possiamo in questo momento permetterci elezioni anticipate, il che significherebbe una crisi diciamo all'interno del nostro paese, non è il momento giusto per parlare di politica a livello nazionale, diciamo in questo senso. Vedete Artemis oltre la Luna, mai arrivati così lontano, appena passata la scorsa mezzanotte gli astronauti della navicella Orion sono diventati gli uomini che più si sono allontanati dalla Terra, il cosiddetto flyby lunare, la circumnavigazione del satellite è stato uno spettacolo tutto loro, con 43 minuti di isolamento dal resto del mondo, pensate insomma che sensazione incredibile. A centropagina troviamo una notizia che riguarda la Pasquetta, in qualche modo tanti turisti sul lago di Braies, sulle Dolomiti, il lago ghiacciato, si spezza la crosta di ghiaccio, cadono dentro un po' di persone, sono state salvate 5 persone, acque gelide, ma la cosa insomma, che ha spaventato di più i soccorritori che lo raccontano è che diciamo, su quel lago ghiacciato c'erano più di 100 persone, una follia, dice appunto uno dei soccorritori del soccorso alpino in alta Pusteria. Cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, la fine dell'Iran in una notte, queste sono le parole di Donald Trump che minaccia Teheran di distruzione totale se non risponde al suo ultimatum, non riapre lo stretto di Hormuz a mezzanotte, scade appunto il termine, trattative di pace in salita, con un blitz è stato messo in salvo il colonnello americano disperso dopo l'abbattimento dell'F-15, ma qui c'è anche un problema di politica interna
degli Stati Uniti, con Donald Trump che, come vedete, è ormai in fondo, perde in tutti i sondaggi. Trump contro se stesso, scrive Gianni Riotta oggi su Repubblica, non piace più agli americani, e questa è la sintesi diciamo, del pezzo che trovate in pagina. E poi il carburante, stop ad altri scali. Qui dobbiamo fare un piccolo inciso, perché la guerra del carburante, insomma il caro carburante, sta colpendo anche gli aeroporti. Si fermano altri 2 scali, da maggio ci saranno meno scorte di gas. Gli aeroporti in questione sono Brindisi e Reggio Calabria, difficoltà anche a Pescara per un guasto a un'autobotte. I nuovi scali con problemi di rifornimento per gli aerei si aggiungono a quelli di Milano, Linate, Venezia, Treviso e Bologna. E allarme per le scorte di energia in Italia, è perché a partire da maggio diciamo, potrebbero esserci problemi. Il piano di emergenza del ministro Picchetto Fratin sul tavolo della Premier Meloni, ipotesi tagli, pensate, ai condizionatori in estate. Insomma, si ritorna un po' all'austerity diciamo, spinta. Questo è il quotidiano La Repubblica. Andiamo a vedere La Stampa. Trump nel labirinto dell'Iran, l'ultima minaccia del presidente: posso distruggervi in una notte, ma dietro le quinte è pronto a trattare. Almeno questo è quello che spiega in questo articolo La Stampa. Crisi di carburanti, in Italia i primi aeroporti senza rifornimenti. Adesso la Lega e anche l'associazione diciamo delle associazioni di Federpetroli dice: utilizziamo adesso il gas russo e riapriamo al gas russo, perché adesso ci mancano 2 fonti di approvvigionamento, quelle che arrivano dall'Iran, quindi dallo stretto di Hormuz, dai paesi del Golfo Persico, e quelli che arrivavano fino a qualche anno fa dal percorso, diciamo, della Russia, insomma, dai mari del nord. Quindi insomma questo è quello che stiamo vivendo in questo momento in tutto l'Occidente, soprattutto in Europa. Poi altre notizie. Vedete, ci sono tante interviste oggi sulla Stampa, Pier Ferdinando Casini che parla di una crisi come il Covid, poi tanti diciamo, commenti a questo conflitto in Medio Oriente. Poi c'è anche la politica con le primarie, insomma si ragiona anche lì, campo del centrosinistra, il cosiddetto campo largo, le primarie e il fattore Cacicchi. Questo scrive Alessandro De Angelis appunto nella sua analisi sulla politica nazionale. Oggi sul quotidiano La Stampa, quotidiano La Stampa, quotidiano di Torino, la foto in apertura è dedicata alla Juventus che vince la sua sfida di campionato, vince per 2-0 contro il Genoa e adesso respira aria di Champions in concomitanza con il pareggio del Como, quindi avvicina il 4° posto in classifica, che significherebbe qualificarsi alla prossima Champions League. Vediamo ancora il quotidiano Avvenire nei giorni diciamo, successivi alla Pasqua. Tregua solo invocata, l'Iran rifiuta il piano degli Stati Uniti. Le parole di Donald Trump all'Iran: vi distruggeremo, ancora bombardamenti, Israele bombarda gli impianti, il Papa si appella, ovviamente proprio in questi giorni di Pasqua, con una eco mediatica non indifferente, diciamo, a portare la parola della pace. Deponete le armi, basta menzogna, convoca una veglia sabato a San Pietro. E poi tutti gli altri conflitti che non si fermano, non solo diciamo Iraq, Ucraina, ma anche dal Libano alla Nigeria, le stragi di Pasqua che non si fermano. E qui nello scavo il collega esperto di questi temi racconta insomma quello che sta succedendo nel mondo. C'è un riferimento anche al tragico naufragio, diciamo, in acque libiche, però poi diciamo, questi naufraghi sono stati soccorsi dalle navi italiane, sono stati portati a Lampedusa, un balcone appunto che si ribalta, ci sarebbero morti, oltre 70 dispersi, alcuni giornali parlano addirittura di 80 dispersi. Questo è il quotidiano Avvenire. Andiamo a vedere un po' di quotidiani, diciamo, di natura un po' più politica. Eccoli qua, partiamo dai quotidiani di centrodestra. La tregua non decolla, questo è il Giornale, la guerra in Medio Oriente. Poi l'Internazionale antagonista, la bomba in Grecia e l'asse con l'Italia, allarme rosso sugli anarchici, rivendicato l'ordigno di Atene e per i 2 sovversivi morti a Roma. Quindi insomma c'è quest'asse, racconta il Giornale, insomma diciamo, di collegamento tra quello che è successo a Roma, gli anarchici diciamo, morti mentre costruivano un ordigno, e diciamo, la rivendicazione di quello che è successo ad Atene, quindi quasi diciamo, un segno di dedica, di solidarietà
solidarietà appunto a questi due morti italiani. Questo è il giornale. Andiamo a vedere Libero. Le ultime 24 ore dell'Iran, stasera alle 20 il termine fissato da Trump: o Teheran accetta la tregua o sarà escalation. Sempre Donald Trump dice potremmo cancellare il paese in una notte, torneranno all'età della pietra. Parole durissime, inaccettabili, insomma, per quel che diciamo per certi versi dall'Iran. E poi altro che Pasqua di austerity, la guerra degli italiani, dilaga il catastrofismo, c'è chi chiude le scuole, c'è chi dice di chiudere le scuole, ma in realtà al solito è tutto diverso. Qui c'è una foto di gente che festeggia la Pasquetta diciamo come se nulla fosse. In realtà è una lettura molto parziale, diciamo, di questo fenomeno da parte del quotidiano Libero. Andiamo a vedere la verità che diciamo punta sul caro carburante, il diesel a 2,50 €, diciamo praticamente gli euroburocrati spingono, secondo la tesi portata avanti dal quotidiano La Verità, spingono ad alzare i prezzi di gasolio e benzina in modo da disincentivare gli automobilisti, quindi un modo diciamo per raggiungere poi quello che era l'obiettivo del Green Deal, ovvero diciamo man mano diciamo, abbandonare le auto e il combustibile fossile. Questa è una forzatura, però diciamo questo è il racconto che fa La Verità oggi nel suo titolo principale. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, che punta il dito sui soldi spesi insomma dagli italiani in questi giorni di festa, la stangata di Pasqua, 1,3 miliardi in due giorni, il salasso per gli italiani dai carburanti. Fallito il DL accise, i prezzi continuano a salire, in 40 giorni benzina al più 7% e gasolio, pensate, a più 25%. Spread italiano e interessi sul debito pubblico sempre in aumento. Questa è la foto di Giorgia Meloni che diciamo, si nasconde, una foto diciamo, composite sul prezzo del diesel, che è ovviamente carissimo in Sicilia, molto più caro di quello che vediamo in foto sul Fatto Quotidiano. Poi manifesto, lo stretto indispensabile, Teheran consegna i suoi 10 punti ma dice no a cessate il fuoco temporaneo, dice noi siamo per un cessate il fuoco solo permanente. Braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, la guerra subisce una nuova escalation, colpiti impianti petrolchimici, università e zone civili. E Trump ce lo chiedono gli iraniani, questa insomma un po' una scusa diciamo, per portare avanti questo conflitto. Andiamo a vedere invece il quotidiano L'Unità, Pasqua di morte e strage in mare, ma Salvini festeggia mostrando il crocifisso. Questo è il titolo del quotidiano diciamo, Unità, quotidiano comunista. Sinistra mia, non sederti, sulla vittoria del no, l'appello di Fausto Bertinotti, che parla appunto dalle pagine dell'Unità. Questa prima parte della rassegna stampa ci fermiamo qui, rientreremo tra pochissimo per leggere i quotidiani regionali. Rientriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa, cominciamo a sfogliare i quotidiani regionali. Ovviamente tutti titolano, diciamo, prendono diciamo, in riferimento alle questioni che riguardano la politica internazionale, il conflitto in Medio Oriente, che ovviamente si riverbera sui nostri territori, a partire proprio dal caro carburante, ma adesso c'è anche la questione che riguarda i voli aerei. Allora, partiamo dalla lettura della Gazzetta del Sud, quotidiano dello Stretto, quotidiano della pagina di Messina, che apre appunto con questo titolo: tregua respinta, Trump avverte l'Iran, possiamo distruggervi in una notte. Questo è un titolo che abbiamo letto anche su altri quotidiani, su altre prime pagine. Allora andiamo a vedere le altre notizie che riguardano più da vicino la Sicilia. Mediterraneo di morte, 80 migranti dispersi, l'ennesima strage a causa di un barcone capovolto, 2 finora i corpi recuperati. I soccorritori sono riusciti a salvare 32 persone che sono state trasferite nel centro di Lampedusa. Il cordoglio e la rabbia della comunità di Sant'Egidio, insomma una Pasqua in qualche modo che racconta anche questa emergenza. C'è un altro dissesto idrogeologico, o meglio esiste già da tempo, ma adesso il comune di San Fratello nel Messinese è a rischio isolamento. Poi sempre per quanto riguarda diciamo, la questione che diciamo, in apertura di spalla troviamo una notizia che riguarda il caro carburante. L'aeroporto di Reggio, quindi il quotidiano dello Stretto e si occupa anche di Reggio Calabria. L'aeroporto di Reggio carburante razionato, imposta per la crisi energetica una quota massima di rifornimento, adesso serve la pianificazione obbligata dei voli, quindi ci saranno certamente
dei disagi sia per le compagnie aeree sia ovviamente per i passeggeri. Messina in fiamme nella baraccopoli di via Taormina, distrutte 2 casette, e ancora sempre a Messina quei 400.000 topi e i nidi di rapaci da tutelare. Potrebbe fermarsi la demolizione degli ex silos, rischia seriamente di interrompersi l'intervento di rigenerazione urbana in corso nell'area retroportuale, da un lato l'emergenza ratti, dall'altro la diffida degli ambientalisti. Insomma, è davvero un nonsense in questa vicenda. Andiamo a vedere un po' di pagine all'interno del giornale, la Gazzetta del Sud. Partiamo dalle pagine che riguardano la Sicilia. Lavori sull'autostrada A20, prima dei cantieri del ponte. Il CAS chiede 30 milioni alla società Stretto di Messina. In queste condizioni la Messina-Palermo non potrà reggere il flusso dei mezzi pesanti, che sono calcolati come almeno 250 al giorno. Poi c'è una questione che riguarda le assunzioni degli ASU, comuni con i conti in rosso, 500 precari sulle spine, gli enti locali in dissesto non potranno rispettare le scadenze di giugno per stabilizzare i lavoratori, quindi messi in stand-by, il sogno del posto fisso insomma si allontana. E ancora il TAR respinge il ricorso, si sblocca l'appalto dei 100 milioni per il nuovo polo pediatrico di Palermo, che è entrato insomma negli ultimi anni appunto nella questione che riguarda anche in qualche modo il polo pediatrico di Taormina. Velocemente vi faccio vedere altre pagine dal giornale, eccole qua: da Reggio Calabria alle Eolie, mobilità integrata e biglietto unico, in arrivo l'arrivo all'aeroporto, poi soluzioni coordinate che incastrano orari di bus e gli scafi, insomma tutto per rendere più agevole la mobilità e i collegamenti con le Eolie. Dicevamo della frana a San Fratello, l'ondata di maltempo ha aggravato il rischio di isolamento, gli smottamenti sulla statale 289 da 3 anni, unica strada di collegamento con la costa tirrenica, e qui si vede la foto, ve la facciamo vedere. Ancora smottamenti, ancora strade diciamo friabili che si sbriciolano col tempo, con le prime acque, con il maltempo che è imperversato in questi giorni sulla Sicilia. Questa è la foto appunto delle conseguenze del maltempo sulla zona di San Fratello. Ancora prima di cambiare quotidiano, a Messina l'inverno demografico, i giovani al centro della campagna elettorale. Come sapete a Messina si voterà a maggio per il rinnovo dell'amministrazione comunale, entrano appunto nel dibattito politico anche i giovani. Per l'Istat Messina ha 216.000 abitanti, soprattutto a causa della bassa natalità. Le ricette, Basile e De Luca presentano 2 liste di under, Scurria vuole un assessorato sul modello del ministero meloniano, quindi insomma il dibattito si accende anche su questi temi. Vediamo altri quotidiani, andiamo sul Giornale Sicilia. Nella prima pagina abbiamo visto la notizia che riguarda il conflitto in Medio Oriente, la tregua lontana, non c'è intesa con l'Iran, poi in salita ancora i prezzi del petrolio che si impenna, gli aeroporti ovviamente in crisi, e poi i migranti che abbiamo letto anche sul quotidiano La Gazzetta del Sud, nessuna traccia degli 80 dispersi. A centropagina troviamo invece la notizia che riguarda il calcio, il Palermo. Eccola qua, il Palermo non molla, vince la sua partita nell'anticipo, in concomitanza con il pareggio del Monza, avvicina la zona alta della classifica, quindi Inzaghi e la vittoria sull'Avellino lasciano accese le speranze dei tifosi. Palermo non molla, il Monza è più vicino per i brianzoli, terzi pari in extremis a Catanzaro, sono adesso a 2 punti di distanza dai rosanero. Monza terzo, dicevamo, Palermo quarto a 2 punti di distanza. Andiamo a vedere adesso il quotidiano, eccolo qua, La Repubblica di Palermo, fontane storiche così ritornerà all'acqua, la manutenzione riguarda Villa Giulia Trabia, il Giardino Inglese e Piazza Niscemi, poi la mappa della crisi, allarme di industria e turismo, nel petrolchimico persi 600 contratti, i ritardi della regione per salvare i centralinisti di Almaviva. Poi ospedali, dagli ospedali agli uffici, al via i concorsi, in qualche modo insomma c'è una pagina di lavoro che come abbiamo visto però in qualche modo
diciamo, viene raccontata in maniera diversa dalla chiusura, cioè dall'apertura dei concorsi alla chiusura poi delle stabilizzazioni, quindi insomma un chiaroscuro del mondo del lavoro in Sicilia che diciamo, crea ovviamente dibattito. E poi l'isola si svuota, persi in un anno 12.000 residenti, questo è l'amaro dato che troviamo anche sulla Repubblica di Palermo. Premiato il boss Pasqua a casa per Galatolo l'Ergastolano, un altro permesso premio per questo boss, diciamo, che è potuto tornare in città. Era, come scrive il giornale, l'uomo che strangolava i nemici di Totò Riina. Adesso sembra essere un detenuto modello. Vediamo la Sicilia, prima di chiudere la nostra rassegna stampa, eccolo qua, niente tregua, Trump minaccia, incubo escalation sui carburanti, e questo è il tema che ci interessa di più ovviamente, diciamo, nel racconto regionale di questo conflitto che riguarda appunto il Medio Oriente. Poi la fame di case, ma nell'isola ce ne sono 500.000 sfitte, alla base dell'emergenza sociale della fame di case in Sicilia c'è un paradosso numerico: su 2 milioni di famiglie ci sono 2,5 milioni di abitazioni, di cui 500.000 inutilizzate. Questo è l'allarme del segretario siciliano del Sunia, della CGIL, negato l'accesso a un diritto, la regione istituisca un osservatorio. Questo è l'appello appunto al governo Schifani. Le due foto che troviamo in pagina raccontano due aspetti di queste vacanze pasquali. Uno, che il turismo insomma è in calo, a Pasqua meno 10% di preferenze, appunto di presenze, scusate, in Sicilia, quindi la tempesta perfetta. Da cosa è causato? Dal meteo incerto, dalle guerre, dal caro gasolio, ma poi nel traffico, nelle autostrade siciliane succede anche questo, che le casse dei caselli delle autostrade A18 e A20 sono senza automatismo, cioè si può pagare solo in contanti. Questa è una foto delle tante file che si sono registrate appunto ai caselli, una gara ferma dal 2024. Una notizia curiosa che troviamo in pagina, è stata messa anche in prima pagina, dal libro Rubato al testo del 1600 nel box, il giallo che riguarda un catanese finito sotto processo con l'accusa di ricettazione di beni culturali. Dopo aver messo in vendita un'opera ritrovata nel garage avuto in eredità da una lontana parente. Una perizia grafologica però riapre il caso. Vedete cosa può succedere, insomma, anche questo ripulendo un garage. Poi il Catania, il calcio, tonfo in casa col Picerno, il pubblico contesta la squadra, perde la prima partita stagionale, il Catania, i rossazzurri perdono la prima partita stagionale al Massimino, tra l'altro per 2-1, quindi prendono anche 2 gol in casa dal Picerno, nel giorno in cui si festeggia la matematica promozione del Benevento in Serie B. Adesso il Catania dovrà sperare nei playoff, lo dice anche la matematica. Vediamo un po' il giornale all'interno. E cosa ci racconta? Abbiamo visto la storia del libro, guardate, è una storia veramente molto curiosa, libro rubato, cioè secondo insomma, il libro sarebbe, si tratterebbe di un libro rubato, il giallo del testo del 1600 finito in vendita online. Perché? Perché ve lo faccio vedere dal pezzo. Qualche anno fa un uomo, oggi imputato, ha svuotato un garage e ha scoperto l'esistenza di una pila di volumi risalenti ai secoli prima che sarebbero stati custoditi da generazione in generazione. Il catanese ha intuito il valore di quelle opere e ha deciso di portarle a casa ad Acireale. 3 anni fa però, smanettando su internet, ha capito che avrebbe potuto guadagnare un bel gruzzoletto dalla vendita di quelle pubblicazioni, perché c'erano infatti molti collezionisti interessati a opere simili. Ha scattato le foto dei libri antichi e le ha pubblicate con un semplice annuncio su un portale di e-commerce. Fra i testi messi in vetrina c'era L'economia del cittadino in villa di Vincenzo Tanara, edito nel 1665. È scattato immediatamente un alert al comando dei carabinieri, la tutela del patrimonio culturale. Una volta verificato l'indirizzo del venditore è partita l'indagine affidata al territorio di Siracusa. Quindi poi tutta la vicenda giudiziaria viene raccontata in questo pezzo. Curiosa però la storia. Andiamo a vedere la Sicilia a Catania, ci sono novità per quanto riguarda il tentato femminicidio a Picanello. Papà perseguitava la mamma da quando è uscito dal carcere, nelle carte il racconto della figlia della vittima, si tratta di Giovanni Petralia,
accusata appunto del ferimento della ex moglie. Il racconto appunto abbiamo letto è finito nelle carte dei magistrati che stanno indagando, però nello stesso tempo ha smontato la versione degli indagati resa nel corso dell'interrogatorio appunto al PM. Per gli inquirenti il 56enne ha agito con premeditazione e voleva uccidere. La Pasquetta in città, Boschetto, la Villa Bellini, San Giovanni Licuti, Boschetto e la Playa, una Pasqua a chilometro zero anche a causa o grazie al caro benzina. Tante notizie che poi troviamo ovviamente dalla città e dalla provincia, le troviamo anche queste all'interno della Sicilia, nelle pagine di Catania. Chiudiamo con lo sport, il Catania da incubo, il Picerno domina e i tifosi si arrabbiano, avanti subito con D'Ausilio, i rossazzurri poi vengono ribaltati dai lucani nel giro di 10 minuti, quindi sottolinea il giornale, primo KO casalingo al Massimino. E non è certamente incoraggiante per il futuro della stagione regolare che ormai è al termine, ma poi ci saranno i playoff. Vediamo cosa dice la classifica, perché i giocatori dicono il tecnico crede ciecamente nelle sue idee e quindi noi dobbiamo adattarci, quindi non si espongono i giocatori, siamo professionisti, vogliamo vincere, ci faremo trovare pronti per i playoff senza commettere errori. Ma cosa ci dice appunto la classifica? Lo dicevamo prima, il Benevento a 80 punti è ormai raggiungibile, quindi matematicamente promosso in Serie B. Il Catania è secondo in classifica, ma deve difendersi in queste ultime giornate. Ne mancano 3 dalla terza in classifica per blindare appunto questo secondo posto, che poi significherebbe una posizione ottimale insomma, per affrontare i playoff. Che partite si giocheranno il prossimo turno? Nel frattempo però facciamo un breve inciso. I risultati diciamo non favorevoli a Trapani e Siracusa, 2 pareggi, vedete Monopoli Trapani 1-1 e Siracusa Atalanta Under 23 3-3, inguagliano proprio le 2 siciliane che si trovano agli ultimi 2 posti in classifica. Prossima settimana, dicevamo, il Catania giocherà di lunedì 13 aprile contro il Crotone alle 20:30, mentre le altre 2 siciliane giocheranno il Siracusa a Foggia e il Trapani giocherà contro la Salernitana domenica 12 aprile. Qua la festa del Benevento che ritorna in Serie B dopo aver ampiamente distanziato i rossazzurri. Vediamo prima di chiudere anche una pagina che riguarda il Palermo, i gol dei centrocampisti, un'arma in più nella corsa alla Serie A. Nel 2-0 contro l'Avellino sono state decisive le reti segnate proprio da 2 centrocampisti, Palumba e Ranocchia. In classifica i rosanero guadagnano 2 punti sul Monza terzo e lo abbiamo visto nell'ultima partita, c'era anche Mattarella in tribuna. La nostra rassegna stampa di oggi finisce qui, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.